I contagi crollano, i vaccini corrono. Ma le varianti preoccupano e il tema entra nell'agenda politica regionale. Senza fare allarmismi ci vogliamo occupare di questi nuovi positivi, di queste varianti che sono assolutamente sotto controllo, che sono nell'ordine delle cose, però è giusto seguirli ora dopo ora. Nel mirino c'è soprattutto la variante Delta. Sembra che la variante indiana, cioè la variante Delta, chiamiamola variante Delta perché adesso per non offendere nessuno si usano queste sigle, la variante Delta sia una variante che riesce a infettare anche con cariche virali basse. A questo punto c'è chi si chiede se questa situazione potesse essere evitata. Si poteva evitare, impossibile evitare questo. Cioè chi vi viene a dire che si può controllare il tutto ci deve spiegare perché in Gran Bretagna hanno 26.000 contagiati al giorno. Zaia annuncia anche due importanti novità sulla partita dei vaccini. Già da oggi cittadini che volessero, senza andare a prenotarsi nel portale, andare direttamente nelle farmacie. Adesso per ora vedrete la lista delle farmacie che hanno aderito nel portale della propria ULSS, ma poi lo metteremo anche nel portale delle vaccinazioni. Si può andare comunque presso la propria farmacia,